Trentino, Crippa ha saputo cogliere con il titolo europeo e quindi con un bellissimo risultato. Partiti! Andiamo! Vediamo un po' fin da subito. Come si dovranno schierare. Regolare Stefano, stai lì. Lanciata per qualcuno, rapida, ritmo fin da subito. Già ritmi importanti, gara che è iniziata da 45 secondi. Velocità. Vai Gabriele! Vai! Lì Stefano. Ecco lì nel tratto centrale del nostro percorso. Dai Nilo, recupera un po' subito, dai! Ma che fa Turini? Sì. Il ritmo importante che i migliori stanno imprimendo la nostra gara. Ecco la fine gara e vediamo un po'. Chi riesce ad accelerare, chi già Facciamo noi la campanella. Cerchiamo di sfruttare i movimenti dei migliori, ma mi sembra che ancora non si sia dato fondo alle energie. Passaggio, eccolo qua, il primo giro, si allunga la fila, si allunga ulteriormente. Dai Gabri, dai Rinor, forza! Dai ragazzi, forza! Dai, bravi, dai, volete avanti! Altri ad inseguire, pronti magari ad affiancarsi, Dai! a cercare così i congiungimenti. Ai 1450 metri. Vai Sitaio, vai Gabri, vai Rinor! Dai! Vai Andrea, vai Daniele! Dai Andrea, dai! Vai Daniele, vai! Dai! Guarda Andrea! Dai, via! Vai Matteo! Corsa col passo! Vai Nicola, corsa via! Dai Gabriele! Oh scusa! Ebbrezza. Della Valsugana Trentino, eccoli qua al traguardo, 30 Di Maio, inconvenevole. Vai! Ancora sprintare, fino in fondo, eccoli al traguardo i nostri ragazzi, tanta fatica, sicuramente ci viene, ancora al traguardo, era 98 che si ricordava i nostri atleti in partenza, perché vanno qua a chiudere la fatica. Bravi! 7 minuti e 37 in questo istante. Pronto, vediamo la coda del nostro gruppo mentre al limite degli 8 minuti. Là in fondo vediamo la coda del nostro gruppo.